bentornati nel mio canale e benvenuto ai nuovi iscritti. Se non mi conosci, io sono Agata. Nel mio canale troverai un po' di tutto, troverai delle piccole ricette sfiziosette, troverai delle recensioni di prodotti per quanto riguarda il campo make up, beauty eccetera, outfit, troverai anche dei laboratori creativi per bambini e soprattutto troverai dei tutorial creativi. Oggi in particolar modo ti faccio vedere quello che forse è il mio tutorial preferito fino adesso, sì, perché io adoro riciclare e adoro trasformare gli oggetti dandogli una seconda possibilità. Oggi in particolar modo in questo video ti faccio vedere come realizzare questa borsetta di paglia, che è uno dei trend del momento, realizzata però in maniera veramente semplice e facile, utilizzando, lo diresti? Che sono due sottopiatti di paglia. Adesso ti lascio al tutorial per farti vedere come realizzarla, però mi raccomando, non dimenticare di iscriverti al mio canale e attivare la campanellina se questi video ti piacciono. Lasciami un commento, un like, un segno del tuo passaggio e se la rifai taggami così posso ricondividerti nelle mie storie su Instagram. Mi trovi sempre con lo stesso nome, Agata Chic non impegna. Ti lascio al tutorial e ci vediamo presto. Ciao! Per realizzare questo progetto ti occorreranno 2 sottopiatti di paglia rotondi come questi, della stoffa, io ho questa ma puoi utilizzare benissimo uno scarto, riciclare una vecchia camicia, una maglietta, quello che trovi. La grandezza ovviamente deve coprire in doppio il nostro sottopiatto perché questo poi diventerà una specie di fodera interna. Poi ti occorrerà anche ago e filo da pesca e forbici e una tracolla. Io al posto della tracolla userò questa cintura che non uso, è marroncina, toglierò questa, ma ora ti farò vedere. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come procedere. Per prima cosa prendo la mia stoffa e la metto in doppio e la ritaglio più o meno grande quanto il sottopiatto. Ok, una volta ritagliata ho fermato un po' il contorno con degli spilli e adesso vado a cucire il perimetro mantenendomi un po' verso l'interno. Cucirò praticamente dove ci sono gli spilli, non lasciando solamente 1 centimetro perché come puoi ben vedere ovviamente è più grande. Poi ritaglierò dopo la parte in eccesso, però ovviamente deve venire un cerchio più piccolo del sottopiatto, lasciando. Mi devo ricordare che tante volte poi me lo dimentico, mi faccio prendere perché farò un giretto con la mia macchina da cucire, ogni tanto la spolvero, ricordandoci di lasciare un'apertura. Io lascerò questo spazio aperto in modo tale da avere così lo spazio necessario per infilare le cose dentro la nostra borsetta. Macchina da cucire, ecco fatto. Adesso ritaglio un po' questo eccesso di tessuto e poi dall'apertura risvolto il lavoro.
filo di nylon trasparente e un ago e vado a fissare con qualche punto la fodera, così da evitare che si muovi troppo. Una volta fissato con qualche punto la fodera interna, taglio questo eccesso di filo e poi poggio l'altra parte dell'altro sottopiatto, non l'altra parte, e ricordandomi dov'è l'apertura, cioè qui, inizio a cucire il laterale sempre con ago e il filo di nylon trasparente. Questa volta però cosa devo fare? Facendo attenzione ad incastrare, intrecciare i miei punti con questa treccia della paglia, in modo tale che si veda il meno possibile. Allora, dov'è? L'inizio è qui, quindi io intanto vado a nascondere ci possiamo anche fermare qui. Che succede, amore mio? Vieni che te la apro. Gliela apri tu, amore? Questo che rimane lo nascondiamo ripassando qui dentro, tornando un pochino indietro fino a quando finisce la lunghezza del filo in eccesso.
di martello. Olle. Adesso con la colla a caldo vado ad incollare questa parte della mia fodera qui. È quasi terminata, volendo si può lasciare anche così. Io ho deciso di decorarla e ho preso alcune cosine che potrebbero starci bene. Un ciondolo madreperla, oppure questo è un fermatenda con la calamita. Mi piaceva questo fiore che secondo me spezza veramente bene, messo magari al centro qui, cucito o incollato. Un'altra applicazione che avevo conservata, questo credo che sia, sì, se non ricordo male era il pezzo di una scarpa, oppure anche qui, oppure anche questo che l'ho tolto da un cappello,
così, insomma, ci si può sbizzarrire. Io decido e tra un po' vediamo se indovini quale sarà il mio risultato finale.